Inizia proprio dal reparto di pediatria il 21° Festival internazionale dei bambini del mondo. Anche quest'anno si rinnova, la collaborazione tra il reparto di pediatria e gli organizzatori del Festival internazionale dei bambini del mondo, che proprio dalla pediatria di Agrigento inizieranno la settimana di collaborazione e quindi di festival internazionale. L'attesa dei bambini del reparto è notevole, già sono tutti pronti a ricevere i bambini del Costa Rica e come ogni anno sicuramente si prova una grande emozione a ricevere questi bambini che vengono dall'altra parte del mondo. Un momento di emozione, un momento di gioia, un momento di solidarietà, un momento di pace. E proprio di pace ne abbiamo bisogno quest'anno, anche perché vedendo ogni giorno le TV nazionali si apprende quello che sta succedendo in varie parti del mondo. Quindi è una manifestazione di affetto che il mondo riceve anche dal Festival internazionale dei bambini del mondo. Ringrazio sempre gli organizzatori, ringrazio la direzione strategica che ci dà la possibilità di permettere questo scambio culturale di amicizia, di collaborazione, che sicuramente fa felice i bambini, sia quelli che vengono dal Costa Rica, ma fa felice anche i miei bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Abbiamo ben 9 gruppi quest'anno, abbiamo appunto il Costa Rica, il Kirghizistan, la Bulgaria, la Lituania, la Macedonia, la Serbia e poi ancora la Lituania e la Polonia. Quest'anno avete il patrocinio dell'Unicef. Sì, abbiamo rinnovato sia il patrocinio dell'Unicef e poi l'alto patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Un festival che cresce sempre di più, siamo arrivati già al 21° anno e siamo veramente ben felici.